Il mondo berrà il vino dell'ira di Dio. L'Apocalisse spiegata da Don Dolindo Ruotolo, prima parte. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di Don Dolindo Ruotolo, un sacerdote dichiarato beato dalla Chiesa Cattolica, morto in odore di santità, vissuto tra il 1882 ed il 1970. Don Dolindo, nel corso della sua vita, ebbe tutta una serie di apparizioni da parte di Santa Gemma Galgani, di Gesù, che gli rivelarono cose molto importanti sul futuro dell'umanità. Don Dolindo, lo ricordiamo per chi non sapesse questo aneddoto, è sepolto nella chiesa di Napoli di San Giuseppe dei Vecchi. C'è una particolarità legata alla sua tomba. Don Dolindo ha promesso che chiunque si recherà a visitare questa chiesa e a sostare in preghiera presso la sua tomba, chiedendo una grazia, e busserà 3 volte sulla lapide della sua tomba, ebbene Don Dolindo o concederà la grazia oppure apparirà in sogno alla persona che ha bussato, che ha chiesto la grazia, per spiegare il motivo per cui Dio o non concede la grazia oppure ritarda nel concederla. Don Dolindo è stato autore di moltissime opere. Si tratta non solo di trascrizioni dei messaggi dati da Gesù, si pensi al famoso atto di abbandono, ma anche e soprattutto di commenti alle Sacre Scritture. Si tratta di una produzione molto molto copiosa. Egli, avendo commentato le Sacre Scritture, chiaramente ha commentato anche l'Apocalisse. Leggiamo, di questi tempi veramente apocalittici, il commento dato da Don Dolindo Ruotolo a questo libro importantissimo del Nuovo Testamento. I prodigi della scienza apostata sono quelli che inducono gli uomini a non credere più al soprannaturale. Tante scoperte moderne che avrebbero potuto e dovuto avvicinare a Dio l'anima umana sono servite quasi completamente a far risorgere il regno del male e a far rinascere l'idolatria fino al culto e all'adorazione della macchina, come è successo in Russia. Ma quella scoperta che ha influito negativamente è stata soprattutto l'uso di certi mezzi di comunicazione che sono diventati immagini della vera bestia che fu piagata di spada e riprese la vita, cioè sono diventati sintesi di ogni male e corruzione espressa per immagini, molto spesso nella proiezione di pellicole, le quali sembrano avere spirito perché agiscono come esseri viventi. Chiaramente Don Dolindo fa riferimento al cinema perché ai suoi tempi non c'erano tutti i mass media di oggi. È chiaro che lui non è che condanna i media, condanna un uso distorto che viene fatto dei media quando vengono utilizzati per veicolare messaggi di male e soprattutto per depravare le nuove generazioni o insomma gli utenti dei media stessi, e per diffondere soprattutto l'immoralità, l'oscenità e tutto ciò che offende e allontana da Dio. Il male e i vizi capitali trionfano spesso in alcune pellicole in maniera seducente e già fin dalla fanciullezza vengono proposti certi spettacoli osceni. Si esalta l'idolatria della carne, violenza, orgoglio, la bestia con 7 teste e 10 corna
è la sintesi di peccati mortali. Al tempo dell'Anticristo, questo strumento di seduzione raggiungerà eccessi spaventosi, tanto che ci sarà anche la pena di morte per chi si rifiuterà di assistere a proiezioni sacrileghe e sataniche. Questo è avvenuto già in molti paesi atei. Nel tempo della spaventosa apostasia provocata dall'Anticristo in nome della scienza, sarà bandito tutto ciò che è cristiano, di modo che sarà obbligatorio per tutti portare un segno di apostasia sulla fronte o sulla mano destra. Evidentemente un cattolico non potrà portare quel marchio senza dichiararsi già apostata, e allora una legge infame dichiarerà privi di diritto di comprare o vendere, cioè del diritto della vita stessa, quelli che non porteranno il segno dell'Anticristo. Gli antichi esprimevano i numeri con lettere dell'alfabeto. Ora la cifra ottenuta sommando i valori numerici delle lettere che formeranno il nome dell'Anticristo sarà pari a 666, quindi è impossibile per noi pensare a quale sarà il suo nome. Le lettere che formano il nome di Gesù equivalgono a 888. 7 è il numero indicante la perfezione, 8 è il numero della beatitudine, 6 è il numero della deficienza e del delitto. Le due bestie che sorgono dal mare e dalla terra. La Chiesa si trova sempre tra queste due bestie, si trova tra le agitazioni dei popoli, tra i regimi che le ostacolano la vita, tra i re e i capi di Stato che la perseguitano e tra le manifestazioni delle attività della terra che la insidiano, ossia tra gli agguati della falsa scienza, della falsa civiltà e tra le seduzioni della vita terrena che avvelenano l'anima dei suoi figli e provocano l'apostasia della mente, del cuore e della vita da Dio. Lo stato penoso in cui si trova il mondo e nel quale si trova la medesima Chiesa in certe sue epoche è dovuto a queste due terribili insidie contro le quali dolorosamente i suoi figli combattono malamente. I cristiani con molta facilità prendono o la via dell'accomodamento opportunistico ed ipocrita, schierandosi con i poteri prepotenti, o cadono negli errori, nelle false concezioni della vita, nello sfiguramento delle scritture e del Vangelo, conducendo una vita dall'aspetto cristiano, ma che in realtà è pagana. In questi momenti dolorosi il rimedio non può consistere negli adattamenti più o meno egoistici. Occorre custodire gelosamente l'integrità del carattere cristiano. Dobbiamo guardare solo a Dio, seguendo la sua dottrina integralmente. L'integrità cristiana comporta avere sulla fronte il nome di Gesù, professarsi apertamente e pienamente i suoi seguaci. Si va incontro ad avere il nome del Padre suo e si finisce col compiere la sua volontà. La nostra vita non può avere stonature, deve essere un cantico, un'armonia di verità e di bene, un cantico di lode al Signore nel credergli veramente e completamente
e nel far corrispondere i costumi alla fede e alla vita pratica, al costume cristiano in ogni sua manifestazione, credere, sperare, amare. Ecco le tre pareti armoniche della vita cristiana, l'accordo perfetto che può farla diventare un canto di lode e amore innanzi a Dio, un'incertezza nella fede cristiana e cattolica o una titubanza nell'osservanza di tutti i doveri cristiani distrugge l'armonia della nostra vita, che deve essere soprannaturale, avendoci Dio chiamato alla fede per elevarci ad una vita superiore. Il cantico della nostra vita cristiana integra deve essere come voce di molte acque, perché deve diffondersi nel mondo, deve essere come voce di gran tuono, per forza di carattere, e come voce di cetre, per la suave dolcezza della carità. Il carattere cristiano non può stare chiuso nell'anima, come se fosse un semplice sentimento, ma personale persuasione. Deve essere schietto come acqua e dilagare intorno per far sorgere i germogli del bene in ogni attività della vita sociale. La Chiesa ha per fine la diffusione a tutti del bene della redenzione. Il carattere cristiano non può essere timido nel manifestarsi, deve essere voce di gran tuono che riesca ad imporsi alle stolte manifestazioni della vita del mondo. Non dobbiamo lasciarci intimorire, ma dobbiamo far valere i diritti della Chiesa e di Dio. Dobbiamo avere una voce di gran tuono nella dolcezza della carità, in modo che il dominio dell'idea cristiana non sia imposizione violenta, ma affascinante melodia di cetre. Il cantico della nostra vita cristiana è sempre nuovo, perché è la vita vissuta per Dio solo. Sulla terra siamo germogli vivi che spuntano dal sangue del Redentore nel calore dello Spirito Santo. La Chiesa non è un cimelio che invecchia, è sempre giovane e i suoi figli sono sempre come primizie per Dio e per l'agnello divino. Sul nostro labbro cristiano non deve trovarsi menzogna. Dobbiamo vivere nella verità soprannaturale e non farci affascinare dal mondo, che è tutto menzogna. Menzogna è la vita dei sensi perché è un'illusione. Menzogna sono le esigenze dell'orgoglio, le avidità dell'avarizia, i diletti della lussuria, le vittorie dell'ira, le soddisfazioni della gola e gli ozi dell'accidia. Menzogna sono le ipocrite convenienze sociali che non partono dalla carità, le eleganze che celano le turpitudini dello spirito e della carne, i sorrisi che nascondono l'inganno e le gioie che mascherano le più profonde infelicità del cuore. Il cristiano vive di verità e cammina per la via che conduce alla vita eterna e all'eterna verità. Liberiamoci dunque dalla schiavitù della materia, raduniamoci intorno all'agnello divino, formiamo il suo coro d'amore, seguiamolo dovunque e intoniamo con lui in una vita nuova, un cantico nuovo. Temiamo Dio, riconoscendone la sua infinita maestà e diamogli onore osservandone la legge. Crediamo veramente in Lui, creatore del mondo, e pensiamo che un giorno gli daremo conto di ogni nostro pensiero e azione. Il mondo, con tutto il suo ignobile fasto, cadrà e chi l'avrà seguito sarà trascinato dalla sua caduta e berrà del vino dell'ira di Dio, perdendosi eternamente nell'inferno.
sopportiamo con pazienza le pene della vita, che per noi sono un merito e un titolo per il possesso dell'eterna vita. La morte, vista da questo aspetto, sarà per noi una beatitudine e un riposo, e le opere buone che avremo fatto nella vita ci seguiranno. Non siamo così stolti da seguire il mondo effimero, non siamo così deboli da farcene dominare. Ritorniamo in pieno alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Don Dolindo commenta l'Apocalisse, fine prima parte.